Benvenuti allo studio del venerdì. Questa sera saremo dentro un'aula di tribunale, anzi in una udienza. In udienza la fede è difesa, scelte da fare. Chissà quante volte è capitato e capita ancora oggi a cristiani di difendersi per il semplice motivo che credono in Gesù. Lo scenario che analizzeremo questa sera è caratterizzato da una forte indifferenza al Vangelo. Chissà quante volte si sentono alcuni argomenti, ma nulla cambia. Si rimane nell'indifferenza. Cosa spinge le persone a rifiutare ciò che è credibile, piuttosto invece a afferrarsi gelosamente solo a ciò che si conosce? Nonostante l'offerta del perdono di Dio sia il dono più grande che l'uomo possa ricevere, il perdono che si accoglie nel credere che Dio ha dato il Figlio, l'unigenito Figlio, perché ha tanto amato il mondo, esponendosi come Padre anche al dolore di vederlo morire alla croce. Perché non si ha paura del castigo? Nel Vangelo di Giovanni è scritto che chi non crede è già giudicato e rimane nella perdizione eterna. Sembra quasi che il Vangelo abbia in sé qualcosa che non funzioni. Se le persone rifiutano di credere alla verità di ciò che nella Bibbia è rivelato, perché si rifiuta di credere e ancor più si contesta la verità? Nel periodo che oggi stiamo vivendo di iperinformazione, la fede è ancora solo per i deboli, come una specie di stampella a cui appoggiarsi, oppure diventare uno stile di vita che rivoluziona completamente la nostra esistenza. Forse l'altro ostacolo è che tutti siamo diventati capaci di acquisire una certa quantità di conoscenza che si adegui alle nostre convinzioni, in modo tale da non farci mai domande, perché le verità sono costruite ad hoc in base ai nostri bisogni. Paolo ha una domanda e potrebbe essere anche questa la domanda che farei a te questa sera. Credi? Credi? In un'aula di tribunale nella quale Paolo era in catene, egli disse a Re Agrippa queste parole. Questa sera commenteremo Atti capitolo 26 e leggeremo in questa prima fase alcuni versetti. Atti capitolo 26, versetti da 27 a 29. Credi, o Re Agrippa, nei profeti? Ecco la domanda di Paolo. So che ci credi. E Agrippa a Paolo: per poco non mi convinci a farmi cristiano. E Paolo: per poco o per molto? Io vorrei supplicare Dio che non soltanto tu, ma quanti oggi mi ascoltano, diventassero così come sono io, eccetto queste catene. Quali elementi sono da rimuovere nella nostra vita, nella tua vita, che ci impediscono di credere? Cosa è necessario che avvenga affinché si faccia un passo in avanti al credere? Forse è quello di essere prevenuti al Vangelo e i suoi effetti. Paolo desidera che tutti diventino come lui, nonostante quelle catene. Supplica a Dio affinché ciò avvenga. Chi annuncia il Vangelo serve gli scopi di Dio e non i propri. Invece, per chi ascolta questa sera, sei prevenuto?
oppure ti lasci coinvolgere nella narrazione. Ti basta quello che sai e che regola il tuo equilibrio esistenziale, oppure sei disposto a far cadere tutto e ricostruire. Se ci è concesso di parlare questa sera, se ci è concesso che chi ci ascolta rimuova i pregiudizi che spesso impediscono di accogliere la verità, allora possiamo ascoltare come Paolo si difende da accuse infondate, ma va anche oltre, presenta la buona notizia di Gesù Cristo. Una seconda domanda è quella che Paolo fa al re e pertanto possiamo farla anche a chi ci ascolta questa sera. Versetto 27. Credi, o re Agrippa, nei profeti? So che ci credi. Era un re che conosceva molto bene i riti, le consuetudini ebraiche. E Agrippa a Paolo cosa risponderà? Per poco non mi convinci a farmi cristiano. Se avesse risposto alla domanda, Paolo ne avrebbe avuta un'altra che poteva essere la seguente. Allora come mai non credi in Gesù, dato che i profeti parlano di Lui? Oppure questa sera potresti rispondere come ha risposto Agrippa, scivolando dalle proprie responsabilità. Per poco non mi convinci a farmi cristiano. Quanta ironia in questo modo di rispondere. Chissà se in quel momento in udienza ci fu stata una grande risata. Un processo che si trasforma in uno spettacolo. Quello che doveva essere solo una memoria difensiva senza avvocati che avrebbero dovuto difendere Paolo si trasforma in un divertimento. D'altronde è il re che fa la battuta. Chi non avrebbe riso in quel momento? Solo Paolo poteva rimanere serio perché quello che stava dicendo valeva per la vita o valeva per la morte. Pensi, caro Paolo, che con queste poche parole tu possa farmi cambiare idea? È una domanda che chiude l'udienza. E sapete perché? Perché mette in crisi chi riceve la domanda e coloro che sono lì a godersi lo spettacolo. Hai due motivi questa sera per credere. Il primo è che Dio si lascia conoscere attraverso la creazione. Tutto ciò che vedi, ascolti, dal cinguettio degli uccelli del mattino che si fanno sentire, fino alla definizione degli astri che all'imbrunire coronano il cielo. Tutta la giornata ti ricorda che sei nel giardino di Dio e sopra questo giardino c'è anche il suo cielo. Il secondo è che Dio ha un piano. In questo periodo siamo alla ricerca di un piano che faccia smettere la guerra tra russi e ucraini. Tanti tentativi di mediazione. Ma sono gli interessi dei potenti ad essere in gioco. Chi cederà? Quale compromesso si potrà attuare? Ci auguriamo che avvenga al più presto un atto straordinario che riporti tutti ad una ripresa della vita ordinaria, il cui scopo è cercare di conoscere Dio. Oltre a tutto ciò esiste ed è scritto che c'è anche un piano di Dio per offrire pace all'umanità, riconquistando a sé una relazione perduta con l'uomo e la donna mediante l'invio di un profeta speciale di nome Gesù. Ancora oggi è un Dio che parla, che ha qualcosa da dire di vero, di serio. Il re Agrippa lo ritiene anche divertente, ma non c'è nulla da ridere se Dio non viene preso sul serio nelle nostre vite. Leggiamo cosa è scritto in Ebrei capitolo 1.
Ebrei 1, versetto 1, Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli che è splendore della sua gloria, impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Coloro che sono presenti in udienza possono collegare gli eventi della storia riconducibili ad un Dio che parla ed ha sempre parlato e indirizza a credere nel Figlio Gesù, affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna, oppure rimanere nel pregiudizio di dire: pensi che con queste parole intendi farmi diventare cristiano? Hai anche tu una domanda come questa sera? Oppure possiamo sfidarci a cercare la verità nelle scritture? E allora questa sera vorrei portarvi in un'aula di tribunale, leggendo tutto il capitolo 26 nel libro degli Atti. Leggiamolo insieme e poi pregheremo il Signore affinché ci indirizzi, ci apra il cuore, ci parli, risponda alle nostre domande. Questa parola ci faccia riflettere. Capitolo 26. Agrippa disse a Paolo: ti è concesso di parlare a tua difesa. Allora Paolo, stesa la mano, disse a sua difesa: Re Agrippa, io mi ritengo felice di potermi oggi discolpare davanti a te di tutte le cose delle quali sono accusato dai giudei. Soprattutto perché tu hai conoscenza di tutti i riti e di tutte le questioni che ci sono tra i giudei. Perciò ti prego di ascoltarmi pazientemente. Quale sia stata la mia vita fin dalla mia gioventù, che ho trascorso a Gerusalemme in mezzo al mio popolo, è noto a tutti i giudei, perché mi hanno conosciuto fin da allora e sanno, seppure vogliono rendere testimonianza, che secondo la più rigida setta della nostra religione sono vissuto da fariseo, e ora sono chiamato in giudizio per la speranza della promessa fatta da Dio ai nostri padri, della quale promessa le nostre 12 tribù, che servo con fervore Dio notte e giorno, sperano di vedere il compimento. Per questa speranza, o Re, sono accusato dai giudei. Perché mai si giudica da voi cosa incredibile, che Dio risusciti i morti? Quanto a me, in verità pensai di dover lavorare attivamente contro il nome di Gesù, il Nazareno. Questo infatti feci a Gerusalemme, e avendone ricevuta l'autorizzazione dai capi sacerdoti, io rinchiusi nelle prigioni molti santi, e quando erano messi a morte io davo il mio voto. E spesso in tutte le sinagoghe, punendoli, li costringevo a bestemmiare. E infuriato oltremodo contro di loro, li perseguitavo fin nelle città straniere. Mentre mi dedicavo a queste cose e andavo a Damasco con l'autorità e l'incarico da parte dei capi dei sacerdoti, a mezzogiorno vidi per la strada, o Re, una luce dal cielo più splendente del sole, la quale sfolgorò intorno a me e ai miei compagni di viaggio. Tutti noi cademmo a terra. E io udii una voce che mi disse in lingua ebraica: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro ricalcitrare contro il pungolo. Io dissi: chi sei, Signore? E il Signore rispose: io sono Gesù, che tu perseguiti. Ma alzati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per farti ministro e testimone delle cose che hai viste e di quelle per le quali ti apparirò ancora,
liberandoti da questo popolo e dalle nazioni, alle quali io ti mando, per aprire loro gli occhi, affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio, e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Perciò, Re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla visione celeste, ma prima a quelli di Damasco, poi a Gerusalemme, e per tutto il paese della Giudea e fra le nazioni ho predicato che si ravvedano e si convertano a Dio, facendo opere degne del ravvedimento. Per questo i giudei, dopo avermi preso nel Tempio, tentavano di uccidermi, ma per l'aiuto che viene da Dio sono durato fino a questo giorno, rendendo testimonianza a piccoli e a grandi, senza dir nulla al di fuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto che doveva avvenire, cioè che il Cristo avrebbe sofferto e che egli, il primo a risuscitare dai morti, avrebbe annunziato la luce al popolo e alle nazioni. Mentre egli diceva queste cose in sua difesa, Festo disse ad alta voce: Paolo, tu vaneggi. La molta dottrina ti mette fuori di senno. Ma Paolo disse: non vaneggio, eccellentissimo Festo, ma pronunzio parole di verità e di buon senso. Il re al quale parlo con franchezza conosce queste cose, perché sono persuaso che nessuna di esse gli è nascosta, poiché esse sono accadute in segreto. Non sono accadute in segreto. O Re Agrippa, credi tu nei profeti? Io so che ci credi. Agrippa disse a Paolo: con così poco vorresti persuadermi a diventare cristiano? E Paolo: piacesse a Dio, che con poco o con molto, non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventaste tali, quale sono io, all'infuori di queste catene. Allora il re si alzò, e con lui il governatore Berenice, e quanti sedevano con loro, e ritiratisi in disparte parlavano gli uni agli altri, dicendo: questo uomo non fa nulla che meriti la morte o la prigione. Agrippa disse a Festo: quest'uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare. Preghiamo. Signore, apri gli occhi di coloro che ci ascoltano. Tu lo puoi fare, perché il tuo spirito è così potente da essere presente qui, ma anche altrove. Poter convincere di peccato e di giudizio, e di accogliere il tuo perdono, di accogliere il privilegio, Signore, di appartenere a te. Signore, quel giorno tu a Damasco hai rialzato, sulla via di Damasco, hai rialzato Paolo e hai potuto dire: alzati. E così preghiamo, Signore, che questa sera ci siano altri che possono alzarsi perché hanno incontrato la luce della tua grazia. Benedici questo tempo, che sia ricco per ciascuno di noi. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Allora, rileggiamo i primi 3 versetti. Agrippa disse a Paolo: ti è concesso di parlare a tua difesa. Allora Paolo stesa la mano, si difese così: mi considero fortunato, Re Agrippa, di potermi discolpare da tutte le accuse di cui sono incriminato dai giudei, oggi qui davanti a te che conosci a perfezione tutte le usanze e questioni riguardanti i giudei. Perciò ti prego di ascoltarmi con pazienza. Ancora una volta scopriamo da Paolo la sua apologetica, ovvero il modo di presentare e difendere il Vangelo. Nonostante sia in una aula di tribunale,
Nonostante sia in catene, considera un privilegio potersi discolpare e presentare la sua vita e il suo ministero. Il gesto di stendere la mano non è un gesto di chiusura, piuttosto di apertura. Aprirsi ad un confronto, porre sul tavolo legale, dato che era in un tribunale, ciò che crede e il suo stile di vita. Sceglie di fare un complimento alla massima autorità. Guardate che è un modo di comunicare, è un modo di presentarsi agli altri. In questo caso lui dirà al versetto 3 che conosci a perfezione tutte le usanze e questioni riguardanti i giudei. Agrippa era un uomo pio. Significa che seguiva tutti i riti che riguardavano i giudei. Chi meglio di lui avrebbe potuto capire ciò che Paolo stava per annunciare? È un privilegio per Paolo parlare di fronte ad un interlocutore non solo posto in autorità, essendo re, ma anche adeguato per vagliare la sua difesa, conoscitore delle usanze e dei riti dei giudei, per poter provare la sua innocenza, non solo davanti alla legislazione romana, ma anche a quella giudaica. Si dice che il Vangelo sia un messaggio sovversivo? Eppure in quella circostanza fu sottoposto a 2 legislazioni diverse, ed entrambe potevano solo dire: Paolo è innocente. I cristiani oggi sono ancora ammazzati, incarcerati, giustiziati, vessati, fondamentalmente perché sono innocenti. È proprio l'innocenza che imita quella che Gesù ha dimostrato fino alla morte della croce, che rende i cristiani fondamentalmente sovversivi. Eppure scopriamo dalla storia che orfanotrofi, scuole, università, l'abolizione della schiavitù, l'alto rispetto della vita umana, la chiamiamo cultura dell'onore, ovvero l'interesse e la passione del prossimo, la costruzione degli ospedali, che in questi giorni sono anche distrutti dalla guerra, sono stati realizzati da uomini e donne che amavano Dio, come lo amava Paolo in quell'aula di tribunale. L'unico che rimane serio, concentrato, perché ha un solo scopo: rende testimonianza a Gesù. Se solo ci fosse la libertà religiosa su questa terra, quanto progresso potremmo ancora attivare per il bene comune. Non avete mai presentato un curriculum vitae per un colloquio di lavoro o per iscrivervi ad una scuola, un'università? Bene, Paolo presenta lo stesso il suo curriculum all'umanità. Versetti da 4 a 8, lui dirà queste parole: la mia vita, fin dalla mia gioventù, ecco la sua testimonianza, vissuta tra il mio popolo e a Gerusalemme, la conoscono tutti i giudei. Essi sanno pure da tempo, se vogliono renderne testimonianza, che come fariseo sono vissuto nella setta più rigida della nostra religione, ed ora mi trovo sotto processo a causa della speranza della promessa fatta da Dio ai nostri padri, e che le nostre 12 tribù sperano di vedere compiuta, servendo Dio notte e giorno con perseveranza. Di questa speranza, o re, sono ora incolpato dai giudei, perché è considerato inconcepibile tra di voi che Dio risusciti i morti? Per quale motivo i cristiani venivano perseguitati immediatamente dopo la morte del Signore Gesù? Sapete perché? Perché avevano una speranza. Avevano una speranza di risorgere come era accaduto anche con Gesù. È proprio la speranza nella vita eterna, nella gioia di essere un giorno alla presenza di Dio per l'eternità, che infastidisce chi speranza non ha e non la ricerca. La fede non viola la storia, non viola ciò che Dio ha detto nel passato al suo popolo, anzi diventa il completamento di ciò che è stato annunciato.
Ciò che si crede non è una infatuazione, una nuova credenza, ma ha le sue radici nel passato. Il cristianesimo attinge dalla buona creazione di Dio. Lì troviamo i suoi primi albori, soprattutto in Genesi 3. Il cristianesimo ha radici in un popolo che Dio ha chiamato nella storia. Il cristianesimo si perfeziona in Gesù, il Messia atteso. La sua resurrezione era passata inosservata, ancor più negata. Per questo motivo Gesù non è un uomo come un altro, ma è anche Dio. Il cristianesimo nutre ancora speranze, non solo per quello che è accaduto alla croce, ma anche per quello che attende, aspettando Gesù con un corpo glorioso che tornerà ancora una volta all'umanità per raccogliere coloro che hanno avuto anche il coraggio di confessare la loro fede in un'aula di tribunale. Paolo sta dicendo ai giudei, perché in quel giorno c'erano pure i giudei, a proposito, c'erano farisei, sadducei, c'erano uomini di Stato, c'erano gentili. Era un tribunale ricco di persone completamente diverse. Paolo sta dicendo ai giudei in questo momento che il vero ebreo deve diventare cristiano per rimanere ebreo. È un gioco di parole, lo ripeto. Il vero ebreo deve diventare cristiano per rimanere ebreo. Versetto 7. E che le nostre 12 tribù sperano di vedere compiuta, servendo Dio notte e giorno con perseveranza. Cosa ti è concesso diventare questa sera? La speranza è un fatto storico, biblicamente documentato, e si chiama Gesù. Paolo pensa in termini di popolo, non solo parla agli individui presenti in quell'aula di tribunale, ma pensa alle 12 tribù che caratterizzavano il popolo di Dio completo, dà valore a ciascuna di esse, affinché possano ancora avere una speranza in quelle promesse che trovavano il loro compimento in Gesù. Non sappiamo forse che la resurrezione di Gesù ne prevede delle altre? Ecco cosa annuncia il cristianesimo: la vita dopo la morte, e questo dà fastidio. Dà fastidio che si possa vivere in pace con Dio e con gli uomini. Dà fastidio cambiare le cose. Meglio lasciarle come stanno. Prima Corinzi capitolo 15. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, Paolo dirà: noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Infatti, poiché per mezzo di un uomo è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo è venuta la risurrezione dei morti. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Ogni gruppo religioso presente in quell'udienza avrebbe dovuto cambiare qualcosa nel loro modo di credere. Erano presenti sadducei, farisei, gentili, uomini di Stato, come governatori e re, e ognuno era accomunato però dalla stessa difficoltà, a prendere fino in fondo il senso della risurrezione. Se non ci fosse stata quella risurrezione di Gesù, avvenuta storicamente e biblicamente, come primizia, non era necessario che Paolo andasse in un'aula di tribunale, tantomeno parlarne questa sera, perché non ci sarebbe una speranza per noi. Versetto 9 del nostro testo principale. Anch'io credevo un tempo mio dover di lavorare attivamente contro il nome di Gesù il Nazareno, come in realtà feci a Gerusalemme. Molti dei fedeli li rinchiusi in prigione con l'autorizzazione avuta dai sommi sacerdoti, e quando venivano condannati a morte anch'io ho votato contro di loro. In tutte le sinagoghe cercavo di costringerli con le torture a bestemmiare, e infuriando l'accesso contro di loro davo loro la caccia fin nelle città straniere. Ecco chi era Paolo.
Sicuramente sono ancora tante le persone che agiscono contro il nome di Gesù, così come faceva Paolo, arrestando i cristiani. Molti vennero rinchiusi. Ancora oggi ciò accade. Sono rinchiusi con l'autorizzazione delle autorità che avranno ancora oggi la responsabilità delle loro azioni malvagie. Quando cambiò rotta l'Apostolo Paolo? Quando vide l'impossibile, quando vide il Gesù risorto che lui perseguitava. Tutto ciò che non comprendiamo ci rende indifferenti e anche ostili. Si rifiuta tutto ciò che non è familiare. Come si fa a credere che Gesù è tornato in vita dopo la morte? L'incredibile è stato visto da più di 500 testimoni oculari che avrebbero confermato ciò che i loro occhi avevano visto. L'unico modo ancora oggi di affrontare questa ostilità, accese ostilità per alcuni, è presentare l'impossibile possibile. Presentare l'impossibile possibile. Continuare quello che i nostri predecessori hanno sempre fatto, annunciarlo come colui che è morto e risorto per un fine. Salvare tutti coloro che avrebbero posto la loro fede in Gesù. E ora dobbiamo descrivere un incontro. E spero che questo incontro, e prego che questo incontro tu questa sera lo abbia con Gesù. Versetto 12. In tali circostanze, mentre stavo andando a Damasco, con l'autorizzazione e pieni poteri da parte dei sommi sacerdoti, verso mezzogiorno, vidi sulla strada, o re, una luce dal cielo più splendente del sole, che avvolse me e i miei compagni di viaggio. Tutti cademmo a terra, ed io udii dal cielo una voce che mi diceva in ebraico, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Duro è per te ricalcitrare contro il pungolo. E io dissi, chi sei, o Signore? E il Signore rispose, io sono Gesù che tu perseguiti. Su, alzati e rimettiti in piedi. Ti sono apparso infatti per costituirti ministro e testimone di quelle cose che hai visto e di quelle per cui ti apparirò ancora. Per questo ti libererò dal popolo e dai pagani, ai quali ti mando ad aprire loro gli occhi, perché passino dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ottengano la remissione dei peccati e l'eredità in mezzo a coloro che sono stati santificati per la fede in me. È una giornata molto calda, probabilmente, è a mezzogiorno e di solito a mezzogiorno c'è tanta luce, però evidentemente quello che hanno visto quel giorno andava oltre il possibile, l'immaginabile. Il pungolo è un bastone che ha lo scopo, come la frusta, di dirigere l'animale. Gesù sta dicendo a Paolo, perché continui a fare di testa tua, rifiutando di ricevere la mia guida? Chissà quante volte lo aveva sollecitato a riflettere prima di quel giorno, quando una luce a mezzogiorno avrebbe folgorato lui e i suoi amici. Perché stai resistendo alla mia chiamata, nonostante sto usando il pungolo per farti capire? Basta perseguitarmi, piuttosto seguimi. E così Paolo ritorna a parlare con il re Agrippa. Versetto 19. Pertanto, o re Agrippa, io non ho disobbedito alla visione celeste, ma prima a quelli di Damasco, poi a quelli di Gerusalemme e in tutta la regione della Giudea. E infine ai pagani predicavo di convertirsi e di rivolgersi a Dio, comportandosi in maniera degna della conversione. Per queste cose i giudei mi assalirono nel tempio e tentarono di uccidermi, ma l'aiuto di Dio mi ha assistito fino a quel giorno e posso ancora rendere testimonianza agli umili e ai grandi. Null'altro io affermo, se non quello che i profeti e Mosè dichiarano che doveva accadere, che cioè il Cristo sarebbe morto e che prima tra i risorti da morte avrebbe annunciato la luce al popolo e ai pagani.
Mentre egli parlava così in sua difesa, Festo a gran voce disse: «Sei pazzo, Paolo, la troppa scienza ti ha dato al cervello». E Paolo: «Non sono pazzo», disse, eccellentissimo Festo, «ma sto dicendo parole vere e sagge». E il re è a corrente di queste cose, e davanti a lui parlo con franchezza. Penso che niente di questo gli sia sconosciuto, poiché non sono fatti accaduti in segreto. Credi? Ecco la domanda. Credi, o re Agrippa, nei profeti? So che ci credi. E Agrippa a Paolo: per poco non mi convinci a farmi cristiano. E Paolo: per poco o per molto io vorrei supplicare Dio che non soltanto tu, ma quanti oggi mi ascoltano diventassero così come sono io, eccetto queste catene. Si alzò allora il re, e con lui il governatore, Berenice e quelli che avevano preso parte alla seduta, e avviandosi conversavano insieme e dicevano: quest'uomo non ha fatto nulla che meriti la morte o le catene. E Agrippa disse a Festo: costui poteva essere rimesso in libertà se non si fosse appellato a Cesare. Qualche pensiero conclusivo. Intanto quello che mi colpisce è che Festo fa un'azione di disturbo. Non so se l'avete notato. L'accusato, che è Paolo, ha un rapporto particolare con questo re. È quasi che i ruoli si invertono. E questo Festo dice: basta. Guardate che non è la prima volta che parliamo con qualcuno e qualcuno si intromette per dar fastidio. Perché la buona notizia di Gesù, il Vangelo, dà fastidio, non piace. Ma fatta questa premessa nel testo finale, perché il cristianesimo rimane difficile da accogliere? Da qui siamo partiti. Perché fondamentalmente ti spinge a rinunciare a qualcosa. Vi ricordate come Luca ha descritto i partecipanti a quell'udienza? Dovremmo ritornare al capitolo precedente. Vediamo come si sono presentati a questa udienza. Capitolo 25, versetto 23. Guardate come si sono presentati. Il giorno seguente, dunque, Agrippa e Berenice giunsero con gran pompa ed entrarono nella sala d'udienza con i poveri? Con gli emarginati? No, con i tribuni e con i notabili della città. E per ordine di Festo fu condotto Paolo. Perché il cristianesimo rimane difficile da accogliere? Perché ti spinge a rinunciare a qualcosa a cui tieni molto. Si rifiuta il cristianesimo perché va contro la gloria degli uomini. È una questione anche nascosta e riguarda il nostro orgoglio, piuttosto accogliere l'amore di Gesù. Il cristianesimo prevede 3 passaggi significativi nell'ascoltarlo e vorrei che questa sera fossero chiari. Comprensione, cambio di direzione, ricezione del dono. Forse posso comprendere? Forse posso incominciare a cambiare direzione? Ma sono disponibile a ricevere il dono? Versetto 20. Ma prima a quelli di Damasco, poi a quelli di Gerusalemme, e in tutta la regione della Giudea, infine ai pagani, predicavo di convertirsi e di rivolgersi a Dio, comportandosi in maniera degna della conversione. Comprensione, cambio di direzione, ricezione del dono, infine comportarsi in maniera degna della conversione. Il cristianesimo non è una ideologia, ma è uno stile di vita
che lascia vedere i suoi frutti. La consapevolezza del perdono ricevuto ci indirizza a vivere in modo degno, e se la nostra vita non manifesta tutto questo, che tipo di cristianesimo è quello che lasciamo vedere? È interessante che il Vangelo ci rende protagonisti. Paolo era in catene e da esaminato si trasforma in esaminatore. Forse questo è il motivo perché le persone come Agrippa sono infastidite quando parliamo di Dio. Re Agrippa, credi tu ai profeti? Come avrebbe potuto dire di no un ebreo o come ebreo? Allora meglio buttarla in caciara, come si dice, buttarla in confusione o a ridere. Per poco non mi convinci a farmi cristiano. Questa storia finisce qui, come anche quell'udienza. Si attesta l'innocenza di Paolo, si rivolgono alcune formalità di carattere giuridico, ma di fatto Agrippa rimane nella stessa condizione di come è entrato in quell'aula di tribunale. Lo stesso è per te questa sera. Rimanere nelle tue convinzioni oppure afferrarti ad un messaggio che si chiama Vangelo, ovvero la buona notizia di Gesù. Circa 40 anni dopo quell'udienza, il re Agrippa morì. Non aveva nessun figlio da portare sul trono. Fu l'ultimo re degli Erodiani e la sua morte pose fine all'intera dinastia. Se solo avesse ascoltato Paolo quel giorno, se solo per un momento avesse rinunciato al prestigio, al potere servito da governatori e persone nobili che in quel giorno hanno assistito ad un divertente e triste spettacolo di una battuta del re a Paolo. Per poco non mi convinci a farmi cristiano. Vorrei lasciarti questa sera con un appello. È sempre Paolo che lo lascia scoprire, scrivendolo in una lettera indirizzata ad una chiesa, che è quella di Corinto. E vorrei leggerti questo versetto e salutarti. Seconda Corinzi, capitolo 6, ed è scritto così: poiché egli dice, ti ho esaudito nel tempo favorevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Eccolo, ora il tempo favorevole. Eccolo, ora il giorno della salvezza. Che il Signore ti benedica nel cercarlo e incontrarlo, come è accaduto a Paolo sulla via di Damasco. Una buona notte.